Allora, per esempio, l'è fatto interamente dentro ai vecchio frantoio e abbiamo anche la riproduzione di come funziona e soppresse. Noi da se cugia giù e se portava in tamastra, quando in tamastra venivano tutte belle pulite e lui belle pulite venivano messe in cascia. Quando le in cascia, sta gancella le se cuffia quelle a pria, a mea, ma manca a pria a e chi ne se giù e vengono sciacche da pria. Quando le ho belle sciacche, si ottenuto per uscire a pasta duia che veniva messa dentro pure. E poi le ho delle pugnate di ramo che le ho muovute dentro una miaggia e veniva fatto fuoco sotto. Che mettevi il figeno da mesciarla qui finché non le accada. Quando le è bella accada, si tira via e si mette in i zerbini. E i zerbini venivano impilati addosso all'altro in tu torcio e turcei. Lui cucinava dentro una pusta e veniva lasciato depositare lì per circa una settimana perché ho le avevo messo con l'egua. Ovviamente lui veniva a galla, l'egua va a fondo e quindi poi con un questo veniva a uscire e mi senteggiare. Allora, mi piace che in questo presepe l'hanno tutte fatte a secco proprio come se feia nota qua a terra. L'ha introdotto che proprio i sapelli che sciurto fuori dalla miaggia e venivano fatti in quel modo lì per guadagnare spazio per coltivare, così ti per coltivare fino sotto i sapelli, attacco a miaggia, no? Invece poi i sapelli che vedete qui dall'oliveto, il occupa più spazio e quindi ti perdi poi spazio per poi coltivare. La sutta che è in torcio molto particolare da vin, infatti in quello modo risale all'anno 100 a.C. Il bagno cemei è anche torci del caton. In pratica come funziona io? Girando quell'enorme priun che lì a peso, abbassando l'usi a terra, se solleva così a stanga. In nota che se sollevò a stanga ti puoi caricare il torcio con un musto. In nota con le bello carico ti gira e torna sopra qui in modo da sollevarla da terra. Lì ho peso stesso da prima che in l'arco di circa 24 ore tu tenevi in atturcatura. Davanti c'è anche una donna che sta prendendo l'uga, no? Che sta prendendo l'uga per poi la conservare durante tutto l'inverno e poi la mangiare soprattutto durante il periodo di Natale. A Cava d'Ardesi a Ciappia l'ento presepe perché anche chi a Pagi l'avevo provato ad estrarre ciappe. Poi chi non le ho ciappe molto buone, infatti che hanno rinunciato e ciappe esce famose, gente tutte su Monte San Giacomo e tutta Val Fontana Buona. Chi ne hanno su lungo percorso ti che anche a portatrice d'Ardesia. Il leo de donne che partiva a pe dai ciappe e l'arriveio fino alla Vagna con Sardesia chi in testa. E la Vagna pigia proprio un nome perché queste ciappe qui vengono scaricate di Leudi, i Leudi partiti per le ciappe in tutto il mondo, ma in tutto il mondo non è mai stata mierdese, ma sempre con il nome della Vagna. Quindi così nasce un porto della Vagna e poi tutta la città della Variela ci pigia il nome della Vagna. Addosso a Ciapea abbiamo anche a Greus, che è su delle castagne, come se fai a seccare castagne in nota. Dopo che le state cucite e separate con quello rastrello che appoggiò lì da fianco, i castagni venivano portati al ciande dato e versati sul pavimento del ciande dato. Al ciande su, se che fai al fuoco, o dovevi essere in fuoco per fare tanto caldo ma non troppo sciamma, altrimenti bruciai le castagne. E i castagni venivano mesciati tutti i giorni per almeno 40 giorni. Dopo 40 giorni mettevi il figeo a pigiarsi le castagne che in sacchi, a portare a Gesù e a battere in sei seppo. Con 12 curpi di sacco in sei seppo, l'urba da castagna a 6 stacche da castagna e restai pulita da restai a battere con un vallo o vento e poi vi portare a una fa faina. Quella montagna che è lì, che si vede scurtire un po' di fume, è a carbonina, per fare il carbone. Come si fa il carbone? Si mette giù un palo al centro, tutto intorno si costruisce una catasta di legna, arriva a mettere, si mette due pali in orizzontale, in croce tra degli altri, e poi si continua a fare sta pila di legna. Quando si arriva in cima, si curvia tutto qua a terra, ogni esco e foglie, quello che è in tuo bosco. Se le vede questi pali qui, in modo che restasse di bossi, quello centrale addosso serviva per sempre, la laterale per fare passare un po' di aria, un po' di ossigeno. A venire a sesta la ne a sorvegliare giorno e notte, infatti che una persona che lavora e una che dorme sotto la tenda. La ne a sorvegliare giorno e notte per almeno 15 giorni.
Perché la neia sorveglia? Perché il legno man mano che brucia si consuma, consumando se sta montagna qui attenta un po' a franare. Franando o il respiro si allarga troppo e quindi passa troppo ossigeno e quindi fa troppa sciamma. Se fa troppa sciamma il legno diventa a segna e non c'è carbone, quindi la neia serrà. Se invece se serrà troppo non passa più d'ossigeno e quindi tenta ad ammortarsi. Se si ammortea e non avevo altra possibilità che di fare tutto e ricominciare tutto da capo. Lì che in statuina che rappresenta gli officier. Gli officier leo de candele fatte con fide seia gianco che veniva ingugito intorno ad una forma di legno. Caffè da sesta, ma se seste qui leo infinite, che ha forma di macchinetta, di camioncini, di ture, di fiasco, di gescia, di libretto, di borsetta. Quando si arriva insieme con questo fichi gianco, se le veia a sesta dentro di legno e si curvia attorno a questa figura qui con un altro fico colorado, rosa principalmente per femmine e azzurro per i maschi. L'esisteva veramente anche di altri colori, il verde, il giallo, il rosso, a seconda poi della figura che ti dovevi fare. Esistevano di diversi colori, di diverse forme, più o meno preziosi. Ci preziosi che ho fi coloroso le attorno incugite in fi d'argento. E veniva accesi principalmente in gesce durante funzioni di morti e di santi. È in disuso completamente negli anni 70 perché i preli o stufi di pulire i pavimenti da seia che caseiano i pavimenti. Lì che è stata una calada a impaggiare carreghe, no? Le carreghe venivano prima fatte da banca e poi venivano portate appunto dagli impaggiatori, no? Si partiva da paggia o con le foglie di canna a seconda delle zone, si ingugia in se stessa in modo da fare una specie di corda lunga ciancianì e poi ti agia in modo incrociato intorno a tutto il setto da carrega in modo da poi fare tutto l'impaggiamento da carrega. Che anche chi fa i testi di ramme, se partia da una lastra di ramme, se tageia più o meno riunda, a se picchetteia finché non ti aveva forma perfetta dentia e poi veniva stagnata tramite la forgia. Un'attività che l'ho al centro del presepe con le statuine che ci sono fatte a mano da me, poi quindi. Allora, che abbiamo impulso a cigogna? I pulsi a cigogna venivano fatti intanto in dei punti dove ti doveva andare già all'ego in profondità, dove con impulso normale non ti riesci più a arrivare. E se siamo in cigogna proprio per quel meccanismo che è di quel bacchetto che ti spunce su a bagno insieme allo stagnon e grazie al contrappeso che ghia dall'altra parte da leva veniva su lo stagnon più in d'egua quando ti mulei il bacchetto. Il vulcano lento per esempio perché un monte Biscia qui davanti è un vulcano e poi perché c'è una leggenda che narra che è un monte dei Paggi che Paggio le sto creò dentro a un enorme cratere donde a parte mancante di questo enorme cratere salieva un monte di Rieia. Questa leggenda qui dice proprio che durante una forte eruzione questa parete le franà verso valle formando quello che è anche il monte di Rieia. Qui è la cappella di Sant'Alberto che sta insieme a Monte dei Paggi. Allora, per esempio, perché in nota più o meno da metà settembre arriva a fine di novembre, tutte le mattine intorno a 4:30 5 mattina che è una messa. Per tutti i contadini che partivano a piedi e la neo fino insieme ai monti a caggiare castagne, a fare le secche e a fare il carbone.